Nord. Ed ora subito la linea al professor Andrea Rognoni per parlare con lui 02 66 20 35 29. Vi ricordo che il professor Andrea Rognoni sarà con noi nel duplice appuntamento settimanale tutto il mese di luglio, poi tornerà a settembre. A te la linea, Andrea. Grazie Giulio Cesare, buona Padania, buona Benacchia e buona Italia a tutti. Oggi parleremo soprattutto di Valentina Cortese, che è venuta meno con titoloni su tutti i giornali, è morta all'ultima diva, è passata la miglior vita all'ultima diva e davvero era così. E il secondo argomento riguarda la psicologia, la psicanalisi, ma anche in parte le tematiche che intrecciano biografia, autobiografia e personaggi che ce l'hanno fatta, come Massimo Recalcati, collaboratore tra l'altro anche della Repubblica, ma molto noto anche per alcuni interventi televisivi e per la nota presa in giro di Crozza, che evidentemente sceglie le sue vittime quando diventano famose. Ha scritto a libro aperto un libro uscito qualche mese fa, Una vita e i suoi libri, che appare significativo assieme a tanti altri. Di Recalcati avevamo già parlato, e anche se volgarmente appartiene a quell'universo appunto che conosciamo tutti come essere alla page di una certa sinistra, in realtà è uno dei pochi di quel mondo che ha davvero qualcosa da dire, e da dirlo ancora in maniera abbastanza approfondita e singolare. Poi nel corso della puntata ritorneremo brevissimamente su Panzironi, perché ho ricevuto 3 mail interessanti. Certamente Adriano Panzironi, il noto dietista che si sta imponendo all'attenzione di tutta Italia per le sue proposte controcorrente, fa parlare di sé nel bene e nel male, quindi è meglio ritornarci sopra. E poi anche un appunto di approfondimento, che sono approfondimenti che sono tipici un po' di alcune mie riflessioni che a volte faccio anche di notte. Il femminino teutonico sta riemergendo da Carola per arrivare alla von der Leyen, a partire ovviamente da una Merkel abbastanza provata fisicamente, ma quel femminino, su quel femminino bisogna riflettere anche un po'. Allora, prima però di parlare della Cortese che ci ha lasciato, 2 appuntamenti piemontesi che mi appaiono interessanti. Questa sera alle 21 a Santa Maria Maggiore, la capitale della Val Vigezzo, presso il Centro Culturale Vecchio Municipio di Piazza Risorgimento, sarà inaugurata la mostra Collezioni Svelate, Val Vigezzo andata e ritorno. Ci sono 54 pezzi tra tele e altro, organizzati in base ad alcuni percorsi tematici. Voi sapete che la scuola vigezzina è una delle più interessanti scuole di pittura tra il secolo XVIII, XIX, inizio XX. C'è stata addirittura una ripresa, pensate, da parte dei francesi, che avevano visto in questi vigezzini dei profeti di alcune soluzioni cromatiche che poi diventeranno importanti anche nelle avanguardie. E soprattutto questo appuntamento, certo lontano per chi non si trova in zona, lontano per i milanesi e torinesi, anche se Santa Maria Maggiore è conosciuta, è in Alta Val d'Ossola. All'interno di questa rassegna riemerge una figura di cui si era parlato poco rispetto ai più noti vigezzini, ed è Massimo Ponti, che è un artista nato nella valle, ma che poi a Parigi ebbe strette legame con l'avanguardia del primo Novecento. E Massimo Ponti ha dipinto alcuni paesaggi, penso soprattutto alla Piana dell'Osso, la vista della Crosigia, di inizio Novecento, che sono straordinari proprio perché dentro la tela c'è l'impressione di una capacità di andare oltre la dimensione non solo realistica, ma anche
di un certo tipo di espressionismo attraverso alcuni spunti che sono già d'avanguardia. La bellezza della stessa Val Vigezzo o dell'Ossola intera, di questi cantata attraverso più che la penna appunto addirittura il pennello, appare straordinaria per chi appunto ancora non conoscesse questo contesto. E ancora in Valsesia tradizionale appuntamento di metà luglio con l'Alpa. L'Alpa c'è tutti gli anni, praticamente iniziata ieri e va avanti fino a domani, con tantissime cose che riguardano cultura, gastronomia, sport, folklore, musica popolare. Naturalmente ci sono di mezzo, oltre che il comune, l'associazione Proloco, il comitato Carnevale di Varallo e tante altre realtà, ma l'Alpa poi in realtà è una grande festa in mezzo alle vie, alla piazza San Carlo, che diventa la piazza del gusto con gli espositori di prodotti. E poi ci sono tante mostre, anche ovviamente di quadri, e tante vendite su bancarella di libri relativi alla Valsesia. Io penso Valsesia e Val Vigezzo sono due fiori all'occhiello di quel Piemonte orientale che troppo spesso anche dai mass media nazionali viene ampiamente dimenticato. E proprio nel Piemonte orientale crebbe Valentina Cortese, l'ultima diva, la femme fatale. Valentina Cortese ci ha lasciato qualche giorno fa in maniera inopinata, nonostante i suoi 96 anni, perché si sperava che riuscisse a eguagliare i 100 anni di Paola Borboni, un'altra grande padana, che anch'essa Capricorno, che aveva calcato le scene fino a una ventina d'anni fa, lasciando un'eredità tremenda. Penso che sia azzeccata l'idea che Valentina Cortese, che ha vissuto a Stresa dopo essere nata a Milano per molto tempo, e a Stresa addirittura ha fondato una sua compagnia che è stato il primo nucleo di quelle che saranno poi le sue performance teatrali e cinematografiche. La Cortese era davvero l'ultima diva. Pensate agli occhi di Valentina, bellissime, ancorché viziati da un leggero strabismo di Venere, che tutti quelli che hanno più di 50 anni avranno notato già ai tempi degli anni 70-80, quando la rilanciò un suo famoso amante, ma di chi non fu amante, di chi non fu seduttore, Streller, alla quale dedicammo uno dei nostri primi servizi qui in radio, perché morì nel 97 Streller. La Cortese riuscì a essere rilanciata dopo tantissime cose molto belle. Allora, l'infanzia a Stresa è importante perché la famiglia era del Lago Maggiore e si chiamava Cortesa, poi volgarizzata in Cortese. Ma poi tantissime le esperienze a Stresa, Baveno e dintorni che le fecero conoscere, per esempio, il mondo ovattato del Desil Borromè, del grande albergo, che in quei tempi, dobbiamo considerare una donna che muore a 96 anni, vuol dire che è cresciuta negli anni 30, e in quei tempi 30-40 era ancora uno dei punti di riferimento assoluti del turismo nazionale e internazionale. Stresa, il Desil Borromè, dove si tenevano tanti incontri anche a sfondo teatrale, spettacolare e proto-cinematografico, dove si giravano allora tantissimi film. Poi, come sapete, il mondo del Verbano del Lago Maggiore è abbastanza così crollato dal punto di vista dell'audience complessiva, non solo lasciando il posto a mari veri, ma anche come il Ligure e l'Adriatico, ma anche e soprattutto a quel tipo di turismo internazionale che va molto più lontano delle cose che stanno vicino. Io dedicai una volta a Capodanno una trasmissione speciale sul termometro che faceva 20 a Stresa, mentre alle famose isole spagnole, Canarie, faceva soltanto 15 e la gente moriva di freddo. La Valentina cresce poi a Milano in un ambiente ricchissimo di spunti, ma riesce a diventare amica e collega di Alida Valli, un'altra grandissima padana, e anche della Magnani romana.
La bellezza singolare, gentile e al tempo stesso aristocratica di Valentina hanno fatto la sua fortuna perfino nell'ambiente di Hollywood, perché è riuscita a girare alcune cose americane con personaggi anche e con attori famosi, per poi rifluire in Francia con Truffaut, che la scelse per almeno 2 delle sue produzioni. La Cortese era molto nota, molto conosciuta, proprio perché si presentava con questo biglietto da visita. Spero che l'audio sia sempre buono, regista, chiedo conferma. Ti sentiamo forte e chiaro, Andrea. Bene, si faceva apprezzare proprio per questo suo stilema, cioè è uno stile teatrale e cinematografico. Io penso che fosse più un'attrice teatrale per tantissimi motivi, ma poi naturalmente acquisendo esperienza ebbe successo certamente anche col cinema in America e in Francia, ma quando lei appariva era come, non so se avete ben presente la figura, non imponente perché era anche esile e per certi aspetti fragile, ma con quel leggero strabismo di Venere e il modo di parlare e atteggiarsi con un'aura appunto davvero da diva, da persona che tutti dovevano ascoltare o che stava dicendo delle cose più importanti di tutti, davvero fermava e sospendeva l'attenzione di tutti, anche se a un certo punto quel tipo di recitare della Cortese divenne un po' pedante e si prestò, pensate un po', alle prese in giro, alle satire dei primi imitatori televisivi come Noschese. La Cortese chiedeva attenzione nel momento in cui entrava in scena, era come se dicesse: se non mi ascoltate è meglio che andate via dal teatro, ma era quella sottile, mi permetterete, forma di arroganza che derivava dalla coscienza di un'aura gentile, di ascendenza stilnovistica. Avrebbe interpretato bene la Divina Commedia Paradiso, oppure le migliori canzoni dedicate a Beatrice da parte di Dante. La Cortese, certo, bella e pura di lineamenti, capace di creare una situazione di contesa con le altre donne, che si misurava, si palpava andando a teatro anche nei tempi streleriani. Strehler la riprende e la rilancia nonostante la più non giovanissima età. Del resto Strehler era ubiquo come scelte di donne che portò nell'alcova, da Milva per tantissime altre, ma che avevano qualsiasi età, diciamo dai 20 agli 80, ma lui, poverino, Strehler, aveva bisogno di usufruire come muse ispiratrici, partendo appunto dall'intimità, per creare le sue grandi produzioni. Strehler certamente fu un vate di sinistra, ma Strehler era a un'altezza di soluzioni sceniche, mi viene in mente La Tempesta, ma poi tantissime altre cose che ha fatto in quel teatro, che poi è diventato Teatro Strehler a Milano, di una capacità risolutiva che secondo me batteva quella sicuramente di uno Zeffirelli, di cui abbiamo parlato per la recente morte. La Cortese viene rilanciata perché Strehler negli anni 70 ha bisogno di riadattare un cliché tradizionale, di figure tradizionali, a un tipo di testo molto innovativo di ispirazione rivoluzionaria. Non dimentichiamo che poi Strehler ha riesumato Bertolazzi e tutta la tradizione milanese. Queste cose non bisogna dimenticarle, non bisogna affossare Dario Fo e Strehler solo perché erano di sinistra. Hanno fatto anche del bene, perché hanno portato avanti dei filoni che erano di ispirazione identitaria, che purtroppo poi
un certo tipo di teatro e cinema attuale ha affossato definitivamente, molto tristemente. Ma Valentina Cortese, quando poi entrava in quel contesto nuovo per certi aspetti rivoluzionari, riusciva a valorizzare dei testi che di per sé potevano essere anche mediocri, perché non tutto Brecht è da tenere buono naturalmente, e poi anche tantissime altre cose. Quando appariva in televisione ed era in grado, sia per i venerdì di teatro che una volta si facevano in Rai che ora non si fanno più, sia nelle apparizioni cinematografiche che erano sempre oramai molto fugaci negli anni 80-90, da comparsa, perché probabilmente la Cortese non era in grado di tenere la scena come protagonista per tutto il tempo, ma a volte, guardate, si ricordava più uno sguardo bruciante della Cortese, perentorio, affermativo, risolutivo, piuttosto che tantissime altre donne che dovevano essere le prime donne ma non riuscivano a competere con lei. Quindi questa femme fatale che ricorda la Greta Garbo, perché c'è una somiglianza, c'è stata una somiglianza fisica oltre che psichica, mentale con Greta Garbo. È stata la Greta Garbo italiana. La Valentina Cortese, la Greta Garbo, ha perso mordente, e in un contesto che stava cambiando rispetto agli anni 30, 40, 50, 60, dove lei era cresciuta, per mentalità, per gusto, eccetera, ma è rimasta lì come se, per coerenza, io dico, lei non scendesse a patti con la sporcizia del mondo attuale. Queste cose non bisogna dimenticarle. Quindi sicuramente io penso anche a quella rivalità con Milva che apparteneva al triangolo amoroso con Streller, due donne completamente diverse. Tanto la Milva è ancora vivente, anche se poverina malata, ma tanto la Cortese era aristocratica quanto la Milva popolaresca, sguaiata, puttanesca. Ma lui, Streller, come un mago seduttore e taumaturgo, riusciva a tenerle assieme, la Cortese e la Milva, e sono state una delle ultime cose belle che il teatro padano effettivamente ha prodotto. Veniamo adesso al libro. Tra l'altro la Cortese, a proposito di libri, ha scritto anche dei libri che vanno riletti. Voglio citare Quanti sono i domani passati, un po' sul modello del libro fortunato di Gassman, morto nel 2000, Un grande avvenire alle spalle. Questo refrain fra futuro e passato, che poi è tipico del teatro, cioè di una dimensione che vuole recuperare sempre l'elemento nostalgico per rilanciarlo in chiave rivoluzionario o di futuro contestuale. Massimo Recalcati appartiene invece a un mondo completamente diverso rispetto al mondo teatrale e ha scritto ultimamente molti libri interessanti, psicanalista, lacaniano, poi vedremo il ruolo che ha giocato Lacan nella sua vita e anche in questo libro. È un collaboratore della Repubblica, inutile nasconderlo, è un personaggio che a volte trova in un linguaggio criptico la sua soluzione espressiva, come ha notato lo stesso Crozza, ma che all'interno del panorama psicologico, psicanalitico attuale, che è molto complesso oramai, dopo il tramonto del freudianesimo classico, il rilancio in parte fallito di Jung e soprattutto l'imporsi di una psicologia e di una psicanalisi alternativa a tutto questo, attraverso le soluzioni tipiche degli anni 80-90, ecco, Massimo Recalcati ha ancora qualcosa da dire. A libro aperto, edizioni Feltrinelli, Euro 16, è un buon acquisto, perché che cosa ci racconta Recalcati in questo libro? Ci racconta che i libri che noi leggiamo nella nostra vita, non ce n'è bisogno, vabbè, io ne ho letti tantissimi, ma non è un vanto, ho anche sprecato del tempo per taluni, ma anche chi ha soltanto letto 5 libri, ecco, quei 5 libri della sua vita sono entrati dentro la sua anima, hanno trasformato la nostra interiorità. Certo che se noi continuiamo a vedere il libro come qualcosa di superfluo, ammuffito, muffoso,
premoderno, moderno e non postmoderno, caratterizzato da una serie di spunti che sono didascalici, oppure che appartengono all'accademia, oppure che finiscono si pensi ai pamphlet di certa sinistra, per creare ulteriore scandalo. Ecco, il libro in realtà, se è un libro importante, se è un libro, attenzione, ben scritto ma ben digerito soprattutto, in quel rapporto, sottolinea Recalcati, di osmosi tra chi legge e chi scrive, che è molto simile, fa capire in questo libro, parlando di a libro aperto, Feltrinelli Edizioni. Ecco, assomiglia molto proprio al rapporto di transfer fra psicanalizzato e psicanalista, che è un rapporto complesso, è un rapporto che, se dura davvero nel tempo, vuol dire che segna sicuramente una vita. E lui ci racconta quali libri, Recalcati ci racconta quali libri lo hanno segnato, non solo di psicanalisi, certo per la psicanalisi Lacan, adesso ci ritorniamo su Lacan, ma anche l'Ulisse di Omero e Sartre, tutti i libri di Sartre, dalla nausea per arrivare anche ai libri minori, che sono tutti interessanti a sfondo esistenzialista. Piccola parentesi, noi dedicammo nel 2005 uno speciale a fine mattinata proprio su Jean-Paul Sartre, che è un autore comunque interessante perché proprio ha un influsso su tutto il sapere moderno. Lui ci racconta come, Recalcati ci racconta come nell'epoca sua giovanile questi libri furono straordinari nella loro importanza, perché gli scavarono qualcosa dentro e lo portarono certamente anche, ecco il lato autobiografico, a fare la scelta della professione psicanalitica, che è una professione, guardate, comunque dura. Certo, qualcuno ci specula sopra, ma questo accade in tutte le professioni, anche nell'arte, e comunque una professione che richiede un certo tipo di cultura di frontiera anche rispetto alla filosofia, rispetto alla letteratura. Ecco, a questo proposito, uno dei libri che legge, di cui ci parla, che ha letto e che lo hanno formato, di Sartre, è quello su Flaubert. Il libro su Flaubert ci racconta che cosa? Il libro di Sartre su Flaubert, il grande letterato ottocentesco, autore di Madame Bovary, ci racconta che da bambino Flaubert era considerato un idiota, un deficiente, un bes, si dice in linguaggio scolastico, una persona che va seguita perché presenta grossi problemi, eccetera. Lui, Flaubert, poi divenne quello che sappiamo tutti, il più grande scrittore francese dell'Ottocento. Lui trova, Massimo Recalcati, una somiglianza con Flaubert, perché anche lui da bambino, quando la gente gli parlava, dice: ma tu cosa farai da grande? Non si sa, sei un po' stupidello, sei bruttino e compagnia bella. E caspita, adesso è diventato, mi sembra, il più famoso psicanalista vivente padano e italiano. È cresciuto a Milano, anche se la famiglia è di fuori porta. Recalcati si è ritrovato nell'interpretazione che dà Sartre di Flaubert. E qual è questa interpretazione? Se tu sei trattato male da bambino e hai una capacità di reazione rispetto a questa situazione, cioè se tu ti vuoi costruire un'immagine diversa di quello che ti appioppano gli altri, tu puoi diventare una persona davvero straordinaria. È una lezione di vita. Io sono il caso contrario. Ci facciamo su una bella risata, perché poi vorrei parlare con Massimo Recalcati su questo caso contrario, nel senso che venivo considerato il primo della classe e adesso sono uno dei tanti. Vedete, la vita è Andrea, così. scusami, ma siamo ai saluti. Certo. Allora, una battuta, quindi vi ricordo, Massimo Recalcati, a libro aperto, la vita e i suoi libri, edizioni Feltrinelli, andatelo a comprare perché è davvero gustoso. Invece, una battuta su Carola e le altre. Qui c'è un femminino teutonico che sta rivenendo fuori per sconfiggere il mascolino Hitler.
ci riusciranno tutte queste donne, tutte queste ragazze che certamente non amiamo e non riusciamo ad amare? È una proposta, perché quello che sta succedendo con l'invito a parlare, a diventare professoressa, oggi nel mondo di oggi, adesso chiudo caro regista, nel mondo di oggi basta fare casino, fate casino, diventate professori, subito professori, che schifo questo mondo. Grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord.